40 anni di carriera, ma ieri sera gli Iron Maiden in Piazza Unità a Trieste hanno offerto 2 ore di pura energia ai 15.000 giunti da ogni parte per assistere al concerto della storica band. Era lì per noi Andrea Rossini. Erano in 15.000 ieri sera in Piazza Unità a Trieste i giovani e meno giovani spettatori accorsi per assistere al concerto degli Iron Maiden. 5.000 le presenze dall'estero, in particolare da Austria, Croazia e Slovenia. La festa per gli appassionati di musica metal ha segnato anche un grande successo dal punto di vista economico, oltre 1 milione di euro gli incassi, senza contare i benefici per l'indotto. Riuscito il piano sicurezza e viabilità predisposto grazie alla collaborazione tra forze dell'ordine, comune e organizzatori. Gli Iron Maiden hanno cominciato lo show pochi minuti dopo le 9, 2 ore di musica heavy metal accompagnate da un ricco spettacolo di luci, video e fuochi. Bruce Dickinson, cantante del gruppo, ha animato lo spettacolo muovendosi tra le scenografie del megapalco e allo stesso tempo ha comunicato in maniera semplice con il pubblico, anche con i più giovani, che come ha ricordato presentando Children of the Damned, non erano ancora nati quando alcune delle canzoni del gruppo sono state pubblicate. Riferendosi all'ondata di paura che sta attraversando l'Europa a seguito dei recenti attentati in Francia e Germania, Dickinson ha chiesto al suo pubblico di reagire. Non potranno distruggerci, ha detto il cantante britannico. La migliore risposta che possiamo dare di fronte a questi atti terribili è quella di uscire, divertirsi, stare insieme in uno show come questo. Domani, sempre in Piazza Unità, spazio alla musica pop con Mika, che chiuderà il calendario della rassegna Live in Trieste.